Buon pomeriggio e ben trovati. Sicilia 24 Focus, musica, Sicilia, donne e cantautrici emergenti siciliane che danno origine ai loro testi, ma testi impegnati anche a livello sociale. Con loro vorrò capire e approfondire quali sono questi temi e come la musica serve a parlare di contenuti di alto valore. Ecco, le abbiamo viste, loro erano Anna Castiglia e Giulia May, catanese la prima, che è qui in studio con me. Buongiorno, buon pomeriggio. Ciao, Anna, grazie per essere qui con noi. Grazie a te per l'invito e anche per il focus su questo argomento. Assolutamente ci tenevo. E palermitana la seconda, Giulia May, che sentiremo tra poco in un contributo. Non poteva essere con noi perché in questo momento è in viaggio. Spero che ci stia seguendo tramite il sito La Sicilia Web. Ricordo anche ai telespettatori che possono seguirci in diretta streaming appunto sul sito La Sicilia Web, ma potete anche scriverci al 342 7455 005. Allora Anna, ti ho invitato oggi appunto per parlare di musica, di Sicilia e di questa nuova generazione di cantautrici siciliane emergenti che siete un po' voi. L'anno scorso X Factor c'eri tu, quest'anno la scoperta di Giulia May. In realtà non siete delle scoperte perché lavorate nel mondo della musica da tantissimo tempo e anche a livello professionale voi affondate, sia tu che Giulia, le mani in una profonda storia musicale, cultura, ma anche studio, perché tu hai studiato al conservatorio. Sì, diciamo che sono contentissima che ci sia questa generazione, questo gruppo, perché è importante amplificare le nostre voci, quindi è bello che ne emerga una, ma è ancora più bello quando siamo in tante perché ha più potere, no? Più risonanza. È vero che l'unione fa la forza. Poi è anche bello non solo appunto essere cantautrici, ma anche siciliane, cioè rivendicare anche un po' questa scuola siciliana e la nostra isola dal punto di vista musicale, artistico. Perché fino a non molto tempo fa, quando si parlava di cantautrici, donne di Sicilia, si associavano sempre ai volti di Carmen Consoli, poi Levante. Adesso finalmente possiamo associare queste parole anche a dei nuovi volti. Esatto, perché ovviamente i riferimenti magari sono quelli, non voglio essere troppo cattiva nei confronti delle persone che dicono ah, come Levante, come Carmen Consoli, perché giustamente sono due grandi riferimenti della nostra isola a livello anche musicale, no? Due cantautrici proprio siciliane riconosciute. Però è bellissimo che ci sia una nuova scuola, un riciclo e anche ovviamente un'ispirazione da quelle donne incredibili che sono loro due. Anche perché poi comunque alla fine la vostra musica è anche in qualche modo diversa. Tu affondi tanto le mani nel cantautorato italiano, che non ha un genere, ovviamente, sì, esatto. Nel senso non ha un genere maschile o femminile in questo senso. Sì, non ha un'identità di genere, però è cantautorato e basta, è bello dare il proprio contributo, ecco. Ecco, il motivo per cui ti ho invitato, e ho invitato anche Giulia, è perché io ho riscontrato, ho trovato un altissimo valore sociale nella vostra musica. Valore sociale perché si parlano di temi che riguardano i giovani, quindi l'attualità, ma tanto anche di donne. Quindi voi tramite la musica proponete, diciamo, un quadro della vostra generazione attuale. Quali sono appunto i temi che ti stanno più a cuore o che riscontri tu nella quotidianità, tanto per parlarne, i problemi? Come hai detto tu, parliamo di quello che poi è urgente per noi. Io cerco di partire sempre da un'urgenza perché poi arriva più sincera e più diretta. Le mie urgenze sono ovviamente la condizione di artista emergente e anche donna. Infatti nella mia canzone Participio Presente parlo proprio di questo, quindi parlare di questa condizione fatta a volte di compromessi che non c'entrano tanto con la musica, di pressioni estetiche, pressioni appunto per nulla musicali e quindi assolutamente di quello che ci circonda. Anche Giulia l'ha fatto e lo faremo anche insieme, dato che abbiamo già spoilerato qualcosa sui social, lo spoilerò anche qui, ci sarà una sorpresa da parte mia e di Giulia May, si vedrà più avanti, sì. Ma in quale parte d'Italia? Ma nel mondo, perché sarà una sorpresa discografica, quindi... Ah, bellissimo, quindi uno spoiler ulteriore. Spoiler. Senti, ma allora sentiamo cosa dice Giulia nell'RVM che chiedo alla regia a proposito appunto dei valori sociali che vuole esprimere la sua musica. Ecco, l'abbiamo sentito, sono tanti i temi che ha toccato, cercheremo di toccarli anche noi qui in studio. Partiamo dall'ultimo, la Sicilia. In questo momento che periodo musicale sta vivendo? Secondo me è un bellissimo periodo, abbastanza florido, si sta un po' ricreando una scena siciliana, no?
anche con Marco Castello, con la Pesce di Martino, non lo so, ci sono tante persone, Nico Rezzo, un altro mio caro amico, che rivendicano la sicilianità, che portano la Sicilia nella musica e in Italia, quindi togliendola da quella cosa folcloristica e popolare, quindi solo regionale, no? Quindi sarà il nuovo napoletano, io lo spero. Ma questo ce l'auguriamo, anche perché il dialetto siciliano alla fine poi è bellissimo, e anche in musica lo abbiamo sentito tante volte, e vorremmo sentirlo anche riproposto in chiave magari in chiave più moderna e attuale. Giulia parlava anche dei nuovi spazi che ci sono a Palermo. Sicuramente Palermo prima era un po' più indietro, no? Con gli eventi e la musica, adesso credo che in qualche modo forse ha superato anche Catania. Può essere, io appunto non posso parlare per Palermo, però da turista, le volte in cui sono stata a Palermo ho respirato proprio un'area artistica, creativa molto forte. Forse, non lo so, anche per la sua posizione geografica un po' più isolata, un po' meno commerciale portuale, che mantiene un'artisticità molto particolare. Qui invece vedo anche moltissima crescita dal punto di vista di eventi, di spazi, jam, open mic, tantissime persone che tornano e restano qui per organizzare cose, ed è stupendo scendere e vedere questa crescita. Quindi c'è la nuova generazione, che poi è la generazione Z, che sta dando tante soddisfazioni, e sono sicura ne darà tante altre nel futuro. A proposito di spazi, tu ne hai scelto uno, e tra un mesetto circa suonerai qui per presentare il nuovo album. Esatto. Per annunciarlo, adesso poi diremo la data, lo hai fatto in questo modo. Vediamo l'RVM, la clip Mi piace, che è molto particolare. Cosa avete creato con lui? Cosa avete voluto rappresentare con questa clip di lancio? Allora, questa è una delle 3 puntate, infatti ci sta a farne vedere una, così poi andate a vedere sui miei canali le altre 2. Su questa musica medica, cioè sulla discografia quasi medica, volevo parlare un po' proprio della condizione degli artisti che stanno in questa sala d'attesa gigantesca, un po' come dal medico, in attesa di lanciare il proprio disco, di buttarsi nella discografia, che è quasi ansiogena, cioè veramente anche a volte gli uffici, non lo so, musicali sembrano quasi più ospedali che luoghi artistici, quindi parlare anche in modo ironico di questo lato un po' pesante della musica, anche perché io a Milano ho vissuto proprio la discografia e la situazione proprio sanitaria per i fuorisede in crisi, e quindi volevo unire le 2 cose. Con Zavvo è stato bellissimo collaborare, Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli, con i ragazzi di Grounds Orange, e abbiamo fatto un lavoro super bello, ci siamo divertiti, poi stavamo organizzando anche un altro evento, ma poi magari ne parliamo dopo. Diciamolo, perché questo è, diciamo, il video di lancio del nuovo album, al quale ovviamente seguiranno anche degli spettacoli dal vivo. E tu, nel tuo buon segno che ti contraddistingue, in maniera, diciamo, un po' tra controtendenza e ironia, lo farai in modo molto particolare. Sì, come? con un karaoke, posso dirlo, sarebbe dovuto essere oggi al Teatro Coppola, però purtroppo, mi spiace per il teatro, ci sono stati dei disagi, è stato rubato il contatore della luce, e quindi il mio evento è stato rimandato al 6 dicembre. Dovevi cantare stasera, esatto. Quindi lo spieghiamo anche al pubblico. Per questo motivo, tra l'altro, Anna, sono riuscita a beccarla qui a Catania, perché è molto difficile in questo momento. Dovevi suonare stasera, e in realtà appunto c'è stato un problema tecnico del locale. Suonerai invece il 6 dicembre, però non è un concerto, cioè il concerto del tour ufficiale con la band è il 7 marzo allo Zoo. Questo è proprio un karaoke, come quello che fanno ogni mese i ragazzi al Teatro Coppola, in cui proprio il pubblico sarà invitato sul palco a cantare le canzoni con me, come un vero karaoke, quindi col microfono, col testo. Stupendo. Allora, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità e torniamo tra poco parlando del valore sociale della musica delle cantautrici siciliane, femminili, siciliane, donne, del panorama musicale attuale. A tra poco. Ritorniamo in studio, stiamo parlando di musica in compagnia di Anna Castiglia. Abbiamo visto le sue esibizioni, anche il lancio del nuovo album, sempre in modo molto ironico. Prima abbiamo sentito Giulia May nel suo racconto, appunto, del suo punto di vista del valore sociale della sua musica, ma anche della vostra musica. E mi ricollego a quanto lei ha detto: disagi, paure, frustrazioni delle donne di oggi, delle giovani
donne di oggi che poi vengono messe in musica e diventano collettivi, sia per parlarne, sia per far capire che non siete sole, non siamo sole. A te qual è la frustrazione o la paura che maggiormente ti colpisce a livello personale o magari anche a livello generale in questo momento, da donna? Guarda, la paura più grande per me in generale, per le donne della musica, è proprio quella di non avere una reale considerazione, cioè di non avere una reale parità, ma solo una sorta di contentino che a volte può, un washing ormai si dice così, che possa un po' offuscare le menti e far credere che si siano raggiunti dei veri risultati. Però, il classico gender gap, sì, cioè dove gli uomini nella musica sono ancora più sì, nei ruoli poi ascoltati. decisionali, perché poi magari è vero che ci sono tante donne che fanno musica, però dietro le quinte ce n'è poche ancora, finché i ruoli decisionali saranno occupati da tanti uomini, magari non si porrà abbastanza attenzione su le condizioni lavorative delle donne, quindi ho sempre paura che non si venga mai prese sul serio davvero, che i festival siano ancora poco accoglienti, poco inclusivi, anche se questa parola fa riferimento a una normalità, ma non dovrebbe essere così, non dovrebbe nemmeno esistere, però per ora è necessaria. E quindi la paura c'è ancora, e è per questo che bisogna fare delle cose. Io faccio parte di un collettivo. Infatti ti volevo chiedere proprio questo a proposito, avete creato un collettivo a Milano? A Torino è nato, Torino? sì, si chiama Canta fino a 10, è composto da me, francamente, che adesso è X Factor, Rossana De Pace, Irene Buselli e Keria Cre. Ognuno ha il proprio progetto, siamo 5 cantautrici, però ci uniamo in questo collettivo, quindi per lo più in concerti, le nostre azioni sono concerti per normalizzare appunto la presenza delle donne sul palco, ci passiamo la chitarra come testimone anche per fare rete, distruggere lo stereotipo che ci distrugge, quindi secondo cui tra le donne c'è competizione, invece bisogna contrastarlo, ecco. Esatto, questo è un altro bel messaggio da donna a donna che si vuole lanciare, no? Quindi no alla competizione femminile, ma piuttosto la comprensione e l'aiuto. Esatto, assolutamente, la rete. La rete, assolutamente. E questo succede nel vostro collettivo che si chiama Conta fino a 10. E invece dal punto di vista personale c'è una paura o una frustrazione Beh, sicuramente. come giovane donna? Ma in generale, come donna, come artista, i numeri sono la cosa che più mi spaventa e mi frustra quando mi collego a quella storia lì dei numeri, del sold out, degli ascolti, cioè quella è la cosa che vivo peggio Ansiogena. in assoluto, sì, che è della nostra società, che ti mette tutto Un il po' giorno come sui davanti ai social, numeri. se non Sui fai social, sì. visualizzazioni, se non fai click, Sì, se non fai... su YouTube, sui social, Spotify, non puoi non vedere i tuoi numeri. Questa cosa mi terrorizza, a volte ci cado, però cerco di ignorarli, ecco. Occorre lo psicologo sempre a portata di mano. E poi però ci ricolleghiamo anche al tema del mainstream, no? Mainstream e donna, non sono poche le donne nel mainstream, diciamo così, che comunque hanno fatto anche una grande carriera. Sì, adesso c'è Anna Pepe che sta spaccando col suo disco. Anche se il tipo di ascoltatissima. musica ovviamente è diversa. Sì, diciamo che per il mainstream in generale, che sia al di là del genere sessuale, ci sono dei canoni molto serrati, insomma, a livello di tipologia di canzone, quello che può diventare mainstream e commerciale sicuramente il contenuto comunque di quei testi, per intenderci, i testi trap, perché ormai neanche più di rap si può parlare, il rap di una volta era davvero sociale, pieno, era sociale, Frankie High Energy, sì. per dirne Neffa, una, sì. con grandissimi contenuti. Il trap di oggi sicuramente no, e questo un po', faccio un discorso da vecchia, è quello che lamentano magari i genitori che sentono i ragazzi ascoltare questo tipo di musica. E poi ci riconduciamo ai numeri, alle etichette, Sì. dove non c'è magari lo spazio per una nuova De André o una nuova Carmen Consoli. Come sì. si può cercare di infrangere questo muro? Sicuramente andando avanti e cercando sempre di portare un riflettore su questo sottobosco che c'è, al di là delle donne, c'è un sottobosco pieno di cantautrici, cantautori o gente che fa altro tipo di musica molto più di nicchia, magari nel locale sotto casa.
ovviamente il talent è stato un mezzo per noi, cioè spostare l'attenzione su Certo. quello, dire c'è anche questo, quello che sembra novità, in realtà è quasi classico quello che facciamo, però per oggi è quasi novità. E quindi portare sempre l'attenzione su questo sottobosco che ci sta sotto il mainstream e c'è sempre, c'è da anni. Poi il discorso sulla trap è molto difficile perché è anche vero che loro riportano quello che vedono, cioè rappresentano una generazione, quindi è un po' un loop, non si capisce cosa è nato prima, se gli argomenti dei ragazzini o la musica, e quindi la musica ha messo gli argomenti nelle teste dei ragazzini, non si sa. E quindi io non voglio essere nemmeno troppo severa, credo sia normale che debba fare il suo corso e che ci sarà spazio per tutti. Assolutamente. La cosa bella, prima hai detto il talent è servito a puntare i riflettori. Quando io ho visto Giulia May a X Factor, subito ho pensato a te, ho detto no, siciliana, palermitana, siciliana, l'anno scorso un'altra siciliana catanese, Anna Castiglia, comunate dal genere, perché sicuramente il cantautorato vi avvicina, vi accomuna, e quindi il mio riferimento sei stata tu, non è stato più Carmen Consoli o Levante. Credo che questa sia una cosa bella, no? È una cosa bella, è una cosa anche umana e normale per noi subito dire ah, mi ricorda quello, ed è bello. Non penso che Giulia si offenda, anzi ci stimiamo e appunto stiamo collaborando. Quindi sono contenta che ci siano nuovi riferimenti in generale, non di essere io il riferimento. Spero che ce ne saranno altri e che ognuna poi abbia la propria unicità senza essere poi per forza paragonata a un'altra, ecco. Ecco, torniamo un attimino al valore, perché poi siamo in chiusura. Abbiamo parlato delle tue paure, delle tue frustrazioni legate al mondo della musica, ma invece quando vi riunite, perché io so che vi riunite tra di voi artiste e cantanti a Milano, a Torino, in giro per l'Italia, magari a casa di una o dell'altra, quali sono gli argomenti? Cioè di cosa si parla? Ora in 2 minuti non riusciremmo a dirla tutta, però quali sono le principali lamentele delle trentenni, no? Forse non hai nemmeno 30 anni. Io quasi 26, però più o meno li siamo. Diciamo dai 20 ai 30 di oggi. Guarda, un argomento perfetto perché sono venute di recente a casa mia. Il fidanzato, il fatto di magari non sapere se uno riuscirà ad avere una famiglia o un posto fisso, perché credo che siano temi generali. Sì. Guarda, appunto, argomento perfetto perché di recente è venuta a casa mia Giulia con Sarafina, la vincitrice X Factor, abbiamo fatto questo pigiama party in cui per lo più ci lamentavamo della condizione della musica, sì, tanto di musica. A un certo punto ho detto possiamo parlare di zite per favore. Possiamo un attimo svariare? No, vabbè, in realtà abbiamo affrontato un sacco di argomenti, da argomenti appunto attuali, su cosa significa essere giovani fino ai 30-40 anni in eterno, sì, di condizioni amorose, di cos'è una coppia oggi. Ecco, cos'è una coppia oggi? Cosa sono le relazioni oggi? Ma sono in continua evoluzione, si sta cercando un po' di rompere dei modelli, però penso che prima o poi si ritornerà a qualcosa di più, non lo so, di origine. È una fase di passaggio in cui si distrugge tutto e si dà un nome a tutto quello che non è stato citato, no? A qualunque orientamento sessuale, a qualunque orientamento relazionale, perché per ora è normale e poi dopo penso che si troverà un equilibrio. Perché prima il modello di base era la monogamia, esatto. Poi magari non veniva rispettata. Adesso il modello di base non è la monogamia, può essere il poliamore, la relazione aperta, la friendship zone, come la situationship, sono tutti quanti termini giovani da generazione Z, però magari voi che vivete questa situazione vorreste invece tornare alla monogamia? Come funziona? No, io per ora sono in una fase di appunto rotture di alcuni modelli, perché a volte possono essere invadenti, non capisci mai se una cosa ti appartiene. Salute! Sono allergica alla monogamia. No, sto scherzando. Sto cercando di ascoltarmi anche con loro, ne parlavamo su cosa veramente mi appartiene e cosa invece ho imparato, ereditato dai miei esempi. Penso invece che ne parlavo con la mia sorella più piccola, 14enne, e lei dice la vostra generazione è quella trasgressiva, che sta rompendo un po' tutto, rivoluzionaria, invece la nostra vuole ritornare a delle cose semplici, a dei principi originali, quindi la coppia, la monogamia, sì.
sono loro quelli più nostalgici, perché risulta quasi una cosa vintage, perché in effetti è vero, magari i nostri genitori sono ancora un po' tradizionali, i miei poi no, va bene, lasciamo stare, però i loro di questa generazione del 2012 sono quasi tutti divorziati, in situazioni un po' più trasgressive, e quindi vogliono ritornare così per risposta alla tranquillità. L'importante è essere felici, questo Sì. diciamolo sempre, in qualsiasi forma ci si Esatto. voglia riconoscere, ma l'importante è essere felici. Sono d'accordo. Allora, grazie Anna Castiglia, il nostro tempo è terminato, diamo l'appuntamento al 6 dicembre, Sì. stavolta speriamo che sia definitivo, noi verremo a vederti e poi per il resto continuiamo ovviamente a seguirti sui social. Grazie Eva, ciao. Grazie Anna.